Marcello, ripercorriamo la tua carriera dagli esordi. Tu sei di Palermo, hai iniziato lì, poi dopo ti sei spostato. Ma quando hai capito che volevi proprio fare questo lavoro? Abbiamo cominciato giovane, subito con le scuole medie abbiamo cominciato a lavorare per delle scuderie di Palermo perché papà era un po' appassionato di cavalli. Da lì ho pensato che questo poteva essere il mio lavoro. 14 anni ho cominciato a lavorare per le scuderie di Palermo e da lì poi abbiamo preso la licenza nel 97, solo che Palermo non mi bastava, volevo proprio, come dici te, ambire a una cosa importante e ho detto sì, vado via. E il primo approccio è stato proprio tra l'altro Cesena, perché in quel periodo lì si spostavano tanti siciliani e da lì allora ho detto vado lì, qualcuno troverò. La tua famiglia come ha preso la tua scelta di allontanarti dalla Sicilia? Famiglia male, perché giustamente è sempre un figlio che fa fuori di casa, avevo 20 anni, 19 anni, quindi giovane, però ecco ti ripeto è stata la voglia di fare qualcosa di importante, perché solo Palermo questo non te lo offriva. Sì, buona scuola ippica, però non a livello diciamo nazionale, si fermava lì e basta. Quindi famiglia male, però poi dopo ho visto poi dopo i risultati, erano i miei primi fans e quindi hanno accettato poi dopo che sono andato via. Vorrei parlare anche del periodo in cui hai fatto solo il catch driver. Catch comincia penso subito dopo aver vinto il trofeo dell'Avvenire, che era il 2006. Dopo Carazza ho cominciato a lavorare per Enrico, per Bellei, e ho approdato in Toscana. In Toscana ci sono rimasto tanto tempo e da lì avevo un po' preso fiducia tanti proprietari e dal 2006 ho smesso proprio di fare l'uomo di scuderia, perché giustamente dovevo vivere di qualcosa e allora lavoravo per la scuderia, adesso non mi ricordo quel periodo lì, Leif Bergen. E infatti ho detto Leif, vado via perché mi sembra di rubarti lo stipendio, perché avevo cominciato a incrementare, a guidare tanti cavalli e a vivere anche di quello. E quindi dal 2006 ho cominciato a fare il catch e ho continuato fino al 2012. Tu hai avuto anche un'esperienza svedese, hai lavorato in Svezia. L'anno della Svezia è stato, perché è stato un periodo un po' strano della mia vita, allora ho detto vado a lavorare in Svezia, prima perché avevo 2 figli e allora ho detto vado a stare un po' vicino a loro e 2 perché volevo vedere un po' il mondo svedese, che è parlato bene, quindi sono stato un po' curioso anche su quel punto di vista lì. Lì in Svezia l'ippica è penso che l'eccellenza a livello mondiale, l'ippica in Svezia, perché dalle strutture, sistemi di lavoro, all'approccio, al sistema di lavoro che hanno, è secondo me l'eccellenza in assoluto. Impari tante cose con semplicità e vedi però la differenza che c'è tra i posti svedesi dove allenare e i posti qui in Italia. Lì c'è il clima, secondo me, tante cose che aiutano il cavallo e tiri fuori il massimo. E l'approccio lì un po' sei sempre straniero lì nelle terre scandinave, ma penso che andando fuori dall'Italia penso che siano un po' tutti così i paesi che non è italiana, quindi rimani sempre quello che sei, loro sanno che sei bravo ma rimani sempre un uomo di scuderie. Io penso di aver fatto soltanto 10 corsi in Svezia, grazie anche a Bent Holm, che bene o male è stato tanti anni qui in Italia e lui è italiano, si sente italiano, lui tornerebbe anche domani in Italia, per dirti. Tu svolgi la tua attività a Monte Giorgio adesso e hai un po' ripreso a fare il lavoro di scuderia, sei allenatore. Sì, io poi dopo un anno in Svezia, grazie adesso alla mia compagna, ho conosciuto lì nelle Marche, mi sono trasferito e niente, abbiamo cominciato a lavorare per qualche scuderia lì. E ho preso un cavallo, poi 2, sai, è una cosa a crescere, abbiamo tirato fuori un sistema e adesso è 5 anni che sto nelle Marche, mi trovo benissimo sia a livello lavorativo che sentimentale e abbiamo adesso 30 cavalli e voglio fare qualcosa di mio e costruire, se posso, un centro proprio da piccolo
e vedere un po' di crescere, di portare il mio lavoro con una pista proprio ideata da me e una struttura proprio mia da capo, ecco. Parliamo adesso dei cavalli del cuore, la domanda più classica, e anche citiamo delle vittorie, in particolare se hai una vittoria particolarmente importante conquistata qui a Cesena che vuoi ricordare. Sì, qui a Cesena è stato proprio le Butrie, d'altronde è stata, penso, una delle prime vittorie di corse buone, no? Mi sembra che è New Star New Star FKS, che è l'allenatore Griff. Abbiamo fatto questo Gran Premio delle Butrie e abbiamo vinto e siamo rimasti tutti contenti, e da lì abbiamo allacciato il rapporto proprio lavorativo anche con Grift, ed è stato uno dei allenatori base anche per la mia carriera, diciamo, da catch. E i cavalli del cuore ce ne sono stati tanti, perché poi dopo voglio ricordare anche Albert Mollema, che è stato anche lui uno che mi ha dato tanta fiducia. Ho guidato tanto i cavalli, che lui era allenatore della Terra Reggiana, e da lì abbiamo tirato fuori cavalli tipo Un'altra Storia Rex e Nordal, che abbiamo vinto delle corse importanti. E quello del cuore sicuramente in assoluto è stato Gustav Diamant, sempre per il training di Annie Griff, che abbiamo vinto 3-4 corse di gruppo. Tra l'altro abbiamo vinto anche la consolazione dell'Otteria. Tu i momenti difficili come li hai affrontati? Ci sono stati anche dei momenti in cui hai pensato anche di cambiare strada? I momenti difficili sono stati soltanto, bene o male, quando hai perdite. Ho avuto una perdita importante, che è stata mamma, cosa che è stata una cosa bruttissima per me, perché sono quelle perdite che non te l'aspetti, sai, quando c'hai qualcuno che sta male, allora ci sta male, poverina, magari è meglio che finisce. Invece quando ti muore una persona così importante in un momento che non te l'aspetti è brutto, quindi ti manca tanto e niente, però cerchi di andare avanti, magari con l'aiuto delle persone che ti stanno vicino, e cerchi di andare avanti, perché la vita ti porta ad andare avanti, e allora ti fai forza, ti rimbocchi le maniche e vai avanti.